Tragico incidente mortale ieri pomeriggio intorno alle 18:30 tra Cividale e San Guarzo lungo la strada statale 54. Un violento scontro tra un'auto e una moto. La vittima, Fabrizio Cimino, 43 anni, originario di Mellissano in provincia di Lecce, da tempo trasferito a Pulfero, che si trovava in sella alla due ruote. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Cividale, sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario. L'auto condotta da una donna si è immessa sulla statale uscendo da via Alpi Giulie, nello stesso istante del sopraggiungere del motociclista. Nel violento impatto il Centauro è stato sbalzato a circa 20 metri, con la moto andata distrutta mentre l'auto ha effettuato una rotazione di 90 gradi. A nulla sono servite le operazioni salvavita, il giovane è deceduto poco dopo. La notizia della morte si è diffusa rapidamente anche nel suo comune d'origine, dove l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia. Il 43enne si era trasferito in Friuli nel 2020 dopo aver passato un periodo in Lombardia, dove con la moglie gestiva un negozio di prodotti tipici salentini. Oltre alla moglie, Cimino lascia 3 bambini.